Ok, buonasera. Tutto bene con voi? Come è andata questa giornata? Benissimo, avete mangiato tanto? La bilancia domani deve darvi una risposta con tutta la sincerità a tutti noi. Ma quanto è bello oggi essere qui a offrire un culto al nostro Dio, offrire questa... riconoscere tutto quello che Dio ha fatto nella nostra storia, nella nostra vita, in una nascita. Tu che sei a casa oggi, che privilégio. Anche essere a casa, fa bene che sei um po' nel caldo, perché qua fa um po' di freddo, ma quanto è prezioso che possiamo oggi ricordare la nascita di Gesù, questo bambino, Dio in mezzo agli uomini. E offrire questo culto, questa celebrazione è un ringraziamento. E per noi è un privilégio fare questo. Tanta gente che sta cercando una speranza, tanta gente cercando di avere un contatto con Dio, e noi abbiamo un Dio che è stato qua in mezzo a noi e ha camminato con noi. Possiamo aprire le nostre Bibbie in Filippesi 2? Filippesi 2, capitolo 2, e dopo 1 Giovanni, capitolo 4. Leggiamo 2 brani all'inizio di questo culto. Filippesi capitolo 2, dal versetto 5 in poi, e dopo 1 Giovanni capitolo 4, versetto 9. Possiamo aprire la nostra Bibbia lì e possiamo leggere. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente. Versetto 7. Ma spogliò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Quando Cristo Gesù viene, quando Gesù viene, è Dio in mezzo agli uomini. Tu puoi immaginare la presenza di Dio, un Dio grande, un Dio potente, un Dio onnipotente, un Dio sovrano, un Dio che si svuota e viene a stare in mezzo agli uomini. Tu puoi immaginare la grandezza di questo amore di Dio per noi? Noi abbiamo una idea un po' sbagliata di che questo Dio è assente, ma il nostro Dio è presente. E questo umiliarsi di stare in mezzo agli uomini è Emanuele, Dio con noi. E è questo regalo che Dio ci dà. Perciò noi stiamo celebrando oggi la nascita di questo bambino che era Dio. E Gesù, uomo, si svuota. E è questa nascita che noi stiamo oggi ricordando, un Dio che si fa presente nella storia. È interessante vedere che Gesù si diventa uomo per quanto tempo? Sempre, per sempre, eternamente adesso. E starà sempre con noi e noi con Lui nell'eternità. Versetto 1 Giovanni 4, 9. In questo si è manifestato per noi l'amore di Dio. In questo si è manifestato per noi l'amore di Dio, che Dio ha mandato il suo Figlio unigenito nel mondo, affinché per mezzo di Lui vivessimo. Natale è ricordare la nostra salvezza, è ricordare l'eternità, è ricordare che noi stiamo celebrando la vita eterna. E perciò che è celebrare questo grande amore di Dio. Amore di Dio non è una teoria, l'amore di Dio esiste in modo pratico. Perciò Dio invia suo unico Figlio, invia suo Figlio per salvarci. Perciò stiamo celebrando oggi questo Natale e stiamo celebrando oggi la nascita di Gesù, che ci ha dato la vita eterna. Preghiamo e possiamo celebrare questo culto con la gioia. Nostro Padre, grazie che siamo qua oggi, grazie che possiamo essere anche a casa e partecipare di questa celebrazione e ricordare, Padre, che Cristo Gesù, Dio, si fa presente in mezzo a noi. La nascita di questo bambino in una stalla, in un luogo molto semplice, per dimostrare, Padre, l'umiltà, per dimostrare un amore per noi. E Cristo Gesù è stato ubbidiente fino alla morte di croce, per darci l'eternità. Grazie che celebriamo questo momento e celebriamo con la gioia in Te. Grazie, Padre, dell'eternità che possiamo vivere adesso, perché c'è Gesù. E stiamo celebrando questo. Nel nome di Gesù, questo culto è solo a Te. Amen, Senhor. Amém? Possiamo stare in piedi? Possiamo cantare, possiamo muoversi.
così se la temperatura è 8 gradi possiamo muoverci e arrivare a 9 gradi e così già ci riscaldiamo un po'. Già hai fatto un sorriso alla persona al tuo fianco? Fa uno sguardo alla persona alla tua destra, alla tua sinistra, ha una mascherina, ma tramite lo sguardo si può fare un sorriso a questa persona. E se tu sei a casa, guarda la persona alla tua sinistra, alla tua destra, penso che tu sei senza la mascherina e puoi fare un sorriso e dire un buon Natale e celebriamo il nostro Dio. Amém? Cantiamo, esaltiamo e possiamo manifestare questa gioia al nostro Dio con questo primo cantico, che è Cantate, perché il Salvatore è arrivato qua. Cantiamo e gioiamo questo culto, ok? Va bene, Emerson, 3, 2, 1, via! Alleluia, tuo nome, Signore. Usiamo le nostre mani. Celebriamo il Signore. Cantate, nato il Salvatore, è nato il nostro Re. Apriamo i nostri cuori al grande immenso amore, innalziamo in a te, ti cantiamo in a te, diamo gloria a Gesù, il nostro Redentore. Gioia per noi, lui mondo ha un re, il venire su campi, mondi vari, colline e cieli vari, l'amore vincerà, sì l'amore vincerà, l'amore sull'odio sempre vincerà. Gioia indescrivibile ho dentro di me, non mi lascia mai. Gioia indescrivibile che trabocca in me, tutti la vedranno. Cantate, nato il Salvatore, è nato il nostro Re. Apriamo il nostro cuore al grande immenso amore, innalziamo in a te, ti cantiamo in a te, diamo gloria a Gesù, il nostro Redentore. Gioia indescrivibile insieme ho dentro di me, non mi lascia mai. Gioia indescrivibile che trabocca in me, tutti la vedranno. Ripetiamo di nuovo, gioia. Gioia insieme indescrivibile ho dentro di me, e non mi lascia mai. Gioia indescrivibile che trabocca in me, tutti la vedranno. Alleluia, tuo nome, Signore. Amém. Il tuo nome, Signore, è il nome al sopra di tutti i nomi. Ed è questa sera che noi siamo qui per celebrare, gioire nella presenza del Signore, in questo nome meraviglioso che è il nome di Gesù. Amém? Possiamo cantare insieme e gioire veramente questa sera a questo regalo meraviglioso di Dio per noi. Amém?
in mezzo all'adorazione c'è la sua presenza, in mezzo alla celebrazione e nelle sue promesse che la vittoria viene nel suo santo nome. E allora cantiamo insieme. Glória a te, Senhor. Sei un Dio meraviglioso, un Dio di pace, un Dio che lavora mentre noi dormiamo, un Dio Emanuele, un Dio con noi. E noi celebriamo il tuo nome questa sera, Signore. Celebriamo la tua presenza in mezzo a noi. Celebriamo, Signore, che tu sei venuto qui, sei dato per noi, per la nostra salvezza. E noi siamo qui, Signore, contenti, allegri, Signore, gioiosi davanti alla tua presenza, Signore. E dichiarando, Signore, che il tuo regno è eterno, è misericordioso, Signore. Tu sei meraviglioso, Padre. Ricevi la nostra adorazione, Signore, come forma di regalo, Signore, come forma di un profumo che possa salire a te, Signore, questa sera. Riceve la nostra adorazione, Padre. I regni traballano, si inchinano i popoli, le bocche si aprono, le mani si alzano per dire che tu sei re. Tu sei, per dire che tu sei il Signore, per dire che tu sei re. Si aprono, le mani si alzano per dire che tu sei re, per dire che tu sei il Signore, per dire che tu sei re, per dire che tu sei il Signore. Misericordia.
adora. La tua chiesa ti adora. La tua chiesa ti adora. Alleluia, il tuo nome, Signore. E mentre non c'era posto da nessuna parte, il Signore è venuto in una mangiatoia, il Signore è venuto in un posto umile, il Signore è reinato in quel posto umile e ha dichiarato che il suo regno è eterno. Il Signore è in mezzo a noi e il Signore vive per sempre. Osanna ai cieli, Osanna, e gli angeli cantarono annunziando quella sera che il Signore sarebbe venuto in terra, che sarebbe nato il Salvatore. E noi celebriamo questa sera la nascita di Gesù dentro il nostro cuore, il Gesù che vive ancora, il Gesù che vive è in mezzo a noi. Alleluia.
sedere. È interessante quello che abbiamo appena cantato, no? Apri gli occhi miei che io veda il Re. Io credo, il testo che ho scelto stasera per la predicazione, per la meditazione della serata di Natale, è un testo un po' inusuale, ossia è Apocalisse capitolo 4, no? Che ci fa vedere una visione veramente spirituale di quello che era il Re. Ma io credo una cosa, carissimi fratelli, che quando questo bambino è nato, quella culla era veramente un trono, perché persone già arrivavano a adorare quel bambino, no? E quelle vite che sono arrivate al cospetto di Gesù bambino sono cambiate quella notte, ossia queste immagini che arrivano da migliaia di chilometri di distanza, a piedi, seguendo una stella, sono venuti ad adorare, a portare doni. Perché? Perché loro hanno riconosciuto che Gesù era un re e quello era un trono. I pastori che sono arrivati al cospetto di Gesù ad adorare riconoscevano che Gesù era un re e le loro vite sono cambiate. Quindi oggi noi vedremo un testo biblico che ci parla proprio di questo re, ossia quando c'è un re c'è anche un trono e soprattutto c'è un regno, no? Vi ricordate quando gli angeli hanno annunciato la venuta di Gesù, la nascita di Gesù, hanno detto queste parole semplici. Una parte io le capivo fino a un po' di tempo fa bene, ma ho capito anche le altre, ossia gli angeli hanno detto gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini che egli gradisce, no? È ovvio. Gesù è venuto in mezzo agli uomini a portare pace, ma questo gloria a Dio negli luoghi altissimi, allora questa sera vedremo che cosa significa in Apocalisse capitolo 4. Ti invito ad aprire la parola di Dio proprio lì, nel libro di Apocalisse, che dice così. Dopo queste cose guardai e vidi una porta nel cielo e la prima voce che mi aveva parlato come uno squillo di tromba mi disse: sali quassù e ti mostrerò le cose che devono avvenire in seguito. Subito fui rapito dallo Spirito ed ecco un trono era posto nel cielo e sul trono c'era uno seduto. Colui che stava seduto era simile nell'aspetto alla pietra di diaspro e di sardonico e intorno al trono c'era un arcobaleno che a vederlo era simile a smeraldo. Attorno al trono c'erano 24 troni su cui stavano seduti 24 anziani vestiti di vesti bianche e con corone d'oro sul capo. Dal trono uscivano lampi, voci e tuoni. Davanti al trono c'erano 7 lampade accese che sono i 7 spiriti di Dio. Davanti al trono inoltre c'erano un mare di vetro simile a cristallo. In mezzo al trono e intorno al trono 4 creature viventi piene di occhi davanti e di dietro. La prima creatura vivente simile a un leone, la seconda simile a un vitello, la terza aveva la faccia come d'uomo e la quarta era simile a un'aquila che vola. E le 4 creature viventi avevano ognuno 6 ali ed erano coperte di occhi tutti intorno e di dentro e non cessavano mai di ripetere giorno e notte: Santo, Santo, Santo è il Signore, il Dio Onnipotente che era, che è e che viene. Ogni volta che queste 4 creature viventi rendono gloria, onore e grazia a colui che siede sul trono e che vive nei secoli dei secoli, i 24 anziani si prostrano davanti a colui che siede sul trono e adorano colui che vive nei secoli dei secoli e gettano le loro corone davanti al trono dicendo: tu sei degno, Signore e nostro Dio, di ricevere la gloria, l'onore, la potenza, perché tu hai creato tutte le cose e per tua volontà esistettero e furono create. Preghiamo che il Signore ci possa parlare. Nostro Dio, nostro Padre, ti ringraziamo perché quando quel bambino, Signore, più di 2000 anni fa è nato, delle vite hanno
già cominciato a cambiare, non aveva ancora pronunciato una parola e le vite dei pastori, le vite dei magi e tante altre vite, Signore, hanno cominciato a cambiare in modo radicale. E in questo testo biblico noi troviamo, Signore, la Tua gloria, gloria a Dio nei luoghi altissimi. Vogliamo chiederti, Signore, che Tu possa parlarci questa sera e rendere attuale, Signore, alla nostra realtà tutto quello che lo Spirito Santo ha in serbo per noi. Te lo chiediamo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Questo testo biblico, Apocalisse capitolo 4, è posto tra il capitolo 2 e 3, soprattutto il capitolo 3, l'ultima parte del capitolo 3 ci parla di una chiesa tiepida, che era la chiesa di Laodicea. E questa chiesa che stava morendo, stava spegnendo, perché? Perché era una chiesa che stava diventando mondana. E al capitolo 6 invece noi vediamo che comincia la storia nell'Apocalisse del regno dell'Anticristo, ok? E tra questi due capitoli, che sono due capitoli preoccupanti, ossia il capitolo 3 e il capitolo 6, c'è questo capitolo 4, che è anche il capitolo 5, ma soprattutto il capitolo 4, che ci fa vedere un'immagine molto, molto bella e straordinaria, che è l'immagine del trono di Dio. Questa parola trono in questo testo biblico è ripetuta 13 volte e questo trono fa vedere la gloria che è riservata non soltanto a Dio, ma se avete notato ci sono anche 24 troni, che adesso vedremo fra poco che cosa significano, che rappresentano proprio l'autorità e l'ordine che Dio aveva in mente quando Cristo è venuto qua sulla terra ed è nato ed è stato posto in quella piccola mangiatoia. E 13 volte quindi è ripetuto questo parola trono, che significa ordine e decisione. Quando noi viviamo un'epoca come la nostra, un'epoca di incertezze, un'epoca di rinuncia di tanti diritti che noi abbiamo, un'epoca difficile per ciascuno di noi, sono 2 anni, fratelli, che sembra che abbiamo la museruola, è vero o no? A volte siamo dovuti restare veramente in casa, ma sapete una cosa, questo testo biblico mi conforta, perché il trono di Dio è al di sopra di ogni altro trono umano e questo testo ci parla dell'autorità e della sovranità che Dio ha messo in campo quando Cristo è nato. Il mondo già cominciava a piegarsi ai suoi piedi, le vite già cominciavano a cambiare e posso dirti una cosa, che qualsiasi cosa capiti nella nostra vita, Cristo è totalmente sovrano sopra di noi. Qualsiasi malattia, qualsiasi difficoltà economica, qualsiasi sofferenza, qualsiasi problema familiare, il trono di Dio è al di sopra di tutto questo e Cristo è venuto per mostrarci che nell'umiltà e nella semplicità Lui è sovrano su ciascuno di noi. Guarda che cosa straordinaria che dice un testo che si trova in Ebrei capitolo 4 versetto 16. Guarda che per ogni figlio di Dio che tipo di trono noi abbiamo a cui poter accedere. A questo trono i figli di Dio possono accedere perché è circondato da un arcobaleno. Hai visto qua? Cosa c'è scritto? Che questo trono era immerso in un arcobaleno. Ti ricordi che simbolo è l'arcobaleno? Nell'Antico Testamento Dio ha messo l'arcobaleno per dire: io sono in pace con voi, perché una volta che questo sacrificio che Noè ha fatto, una volta uscito dall'arca, ha messo in pace me con il mondo. E dice così, Ebrei capitolo 4, avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, stiamo fermi nella fede che professiamo. Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché Egli è stato tentato come noi in ogni cosa senza commettere peccato. E guarda qua cosa dice a riguardo del trono. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. A te che stai esaurendo le tue energie, a te che sei quasi disperato, a te che sei angosciato, a te che dici è finita, non c'è più niente da fare, sai il Signore cosa dice? C'è un trono a cui tu puoi andare. Ricorda quella culla, ricorda quella mangiatoia dove mio figlio è nato, vai là, metti tutto ai piedi di suoi, perché qualcosa sicuramente cambierà, perché il trono è arrivato sulla terra e lui guida
ogni cosa. Cari miei, il nostro Signore Gesù, pur bambino, in quel momento della nascita, ha già cambiato tante vite e può cambiare ancora la mia e la tua vita, perché il trono della sua grazia è lì disponibile per ciascuno di noi. E Apocalisse capitolo 4, versetto 4, c'è un testo qua bellissimo che dice: attorno al trono c'erano 24 troni su cui stavano seduti 24 anziani vestiti di vesti bianche e con corone d'oro sul capo. Allora tu sai chi sono questi 24 anziani? Ci sono tante teorie, no? C'è la teoria che ci sono i 12 capi delle 12 tribù di Israele e più i 12 apostoli che Gesù ha chiamato all'apostolato. La teoria più accreditata però nel mondo evangelico e teologicamente parlando è la più veramente vicina alla verità, è che questi 24 anziani rappresentano i credenti di tutte le epoche. Il numero 12 nella parola di Dio è il numero della completezza celeste, ossia rappresenta i 12, sono tutti i credenti dell'Antico Testamento più 12, tutti i credenti del Nuovo Testamento che sono al cospetto di Dio, ma sono in una posizione particolare. Dice la parola di Dio che sono seduti su 24 troni e con una corona in testa. Allora sai chi sono quei 24 anziani? Siamo io e te, che dice la parola di Dio nella lettera degli Efesini che siamo seduti nei luoghi celesti con Cristo, ok? Questa è la tua posizione, questa è la tua autorità, perché questi troni rappresentano il fatto che io e te abbiamo un'autorità che Dio ci ha delegato, e quando Dio ci dice vai, usa il tuo bastone, usa la tua autorità, perché io voglio che tu sperimenti quello che io ho in serbo per ogni mio figlio. Io e te, caro mio, abbiamo un'autorità nel mondo spirituale che neanche ti immagini. Tu non ti puoi immaginare quando tu preghi che cosa succede nel mondo spirituale. Tu non ti puoi immaginare che cosa succede quando io e te predichiamo la parola di Dio a qualcuno. Qualcosa si spezza. Noi abbiamo la capacità e la possibilità di spezzare il mondo delle tenebre. Non a caso Gesù ha detto che la Chiesa di Dio è invincibile. Ti ricordi quando lui ha parlato ai 12 che ha detto: e le porte dell'inferno e dell'Ades non potranno vincere la mia Chiesa. Ci hanno provato in tutti i modi a farci fuori durante la storia, in tutti i modi hanno cercato di bruciare la parola di Dio, hanno cercato di far fuori tutti i cristiani, e siamo qua ancora che predichiamo la parola di Dio e crediamo in Lui. E sai perché? Perché Dio ci ha dato un'autorità, e non solo, ci ha dato una corona sulla testa. Dice la parola di Dio che è una corona d'oro, un simbolo di onorabilità. Tu sei una persona onorabile perché Cristo ha fatto di te una nuova creatura, creata in Cristo Gesù per le buone opere che Dio precedentemente ha preparato affinché noi le praticassimo. Guarda che immagine che il Signore dà della sua Chiesa. A volte noi pensiamo: Signore, ma le mie preghiere, quante volte tu insieme a me hai detto: Signore, ma le mie preghiere dove sono andate a finire? Ti è mai capitato questo? E il Signore dice: sono qua davanti al mio trono, sono qua e io le ascolterò, perché quel bambino è nato per ascoltare le tue preghiere e portarle nell'eternità attraverso lo Spirito Santo di Dio. Se tu stai pregando per una persona cara che ancora non è arrivata al Signore, ricordati che il Signore sta ascoltando le tue preghiere. Se tu hai una necessità che il Signore Gesù ti ha messo nel cuore e tu stai pregando da tanto tempo per questo, la risposta arriva. E sai perché? Perché noi abbiamo la stessa autorità che Cristo ha delegato a noi, seduti sui 24 troni. Cristo è venuto in mezzo agli uomini, non soltanto per identificarsi con gli uomini, ma anche perché l'uomo potesse identificarsi con Lui. Hai capito la differenza? Io e te siamo persone sante, vestite di vesti bianche con una corona in testa, già sedute nei luoghi celesti. Cristo è venuto sulla terra per questo motivo. A volte, sai, le persone non si accontentano del Vangelo, vogliono di più, ma questo a me basta, non so a te. A volte noi pensiamo che l'eternità sia una cosa che verrà tra tanto tempo, vero? Chi lo sa quando viene l'eternità? E Cristo è venuto qua sulla terra per dirci: guarda che l'eternità è dietro l'angolo e io voglio darti una speranza eterna, non soltanto una speranza che rimane qua sulla terra. La terza parte di questo messaggio dice
che in quel momento lì, in quel capitolo 4 del libro di Apocalisse, c'era un'adorazione comunitaria senza divisioni. Allora, se a volte ti è mai capitato, no? Ci è capitato anche questa sera, ma specialmente la settimana scorsa, chi è che si ricorda il coro, no? Che abbiamo fatto qua nella chiesa? Meraviglioso, sembrava di essere in un piccolo angolino là di paradiso, forse là nell'angolo in fondo, ma c'era, no, questo momento, c'è stato un momento meraviglioso che ho detto: Signore, cosa sarà nel cielo l'adorazione? Cosa sarà? Una roba che neanche possiamo immaginarci. Tutti i credenti di tutte le epoche, no? Lì ad adorare ad alta voce il Signore con tutto il cuore, gli angeli che Dio ha creato cantando insieme a loro, ok? Ci saranno anche gli angeli con la batteria, ok Emerson? Angeli con la batteria, angeli con la chitarra elettrica, ci saranno angeli di tutti i tipi, è un'adorazione universale, ma la cosa che più mi colpisce non è solo l'adorazione, è una chiesa totalmente unita. Fratelli, non ci saranno denominazioni, ok? Non ci saranno dottrine primarie e dottrine secondarie, perché l'unica cosa che ci sarà è l'adorazione a Dio, in una chiesa unita. Sai che la chiesa oggi, un fratello una volta mi ha detto una frase che mi è rimasta impresso: qua in Italia il popolo evangelico è poco e molto ben separato, molto ben diviso. E quando io vedo questo testo biblico dove tutta la Chiesa riunita adorerà in quel tempo, nell'eternità, dico: Signore, io voglio vivere questo momento presto. E sai che io sono d'accordo con tanti altri teologi che presto il ritorno di Cristo rapirà la sua Chiesa. Penso che questa generazione vivrà questo, ok? E lì per la prima volta la Chiesa darà una testimonianza universale, ossia rapita senza dire una parola, la Chiesa sparirà da questa terra e le persone che rimarranno qua, che cosa succederà? Diranno: caspita, questi erano veri figli di Dio, spariti perché Cristo li ha presi. Il diavolo cercherà di dire bugie in tutti i modi per nascondere questa testimonianza, ma è questo che il Signore farà con noi. E quando noi arriveremo là nell'eternità ci sarà un'adorazione e una comunità totalmente unita. La Chiesa, cari miei, sapete che cosa ci dice questo testo? Che la Chiesa è invincibile. Cristo ha reso la Chiesa invincibile, perché quel bambino che è nato ha fondato la Chiesa di Cristo, che è una Chiesa invisibile. Il fondamento è Lui. Una Chiesa che è fondata su Cristo è una Chiesa che adora senza divisioni. Tu vuoi adorare Dio senza divisioni? Devi avere Cristo come fondamento nel cuore. Quel bambino è nato perché questo potesse succedere. Ma come abbiamo detto, Apocalisse 4:10 dice: attorno al trono c'erano 24 troni su cui stavano seduti 24 anziani vestiti di vesti bianche e con corone d'oro sul capo. I 24 anziani, versetto 10, si prostrano davanti a colui che siede sul trono e adorano colui che vive nei secoli dei secoli e gettano le loro corone davanti al trono. Pastore, che cosa sono queste corone? Cosa sono queste corone d'oro che avevano in testa i 24 anziani, ossia ciascuno di noi? La parola di Dio ci dice che ci sono vita, ok? E lo trovi tutti in giro per il Nuovo Testamento. L'Apostolo Paolo dice: ormai mi è riservata la corona della giustizia, che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Ossia, questa corona della giustizia è riservata a coloro che si stanno preparando giorno dopo giorno al ritorno di Cristo. Sei pronto per incontrare Cristo? Perché quei pastori e quei magi erano pronti per incontrare Cristo, sono andati incontro a Lui con tutto quello che avevano, con dei doni e con la loro stessa vita. Questa corona riporta la prova, perché dopo averla superata riceverà la corona della vita che il Signore ha promessa a quelli che lo amano. C'è una buona notizia per te: stai passando una prova. Se tu la sopporti, c'è una corona che si chiama la corona della vita. Non è vero che a volte, quando tu sei nella prova, ti sembra di morire delle volte? Morire dentro, e dici: non ce la faccio più.
E il Signore dice, tieni duro, perché c'è una corona per te, che si chiama la corona della vita. E quando tu arriverai là nell'eternità, io te la metterò, perché tu sei una persona che io voglio onorare. La corona, questa è riservata ai pastori, ok? Solo per noi, Pastor Caio. Dice così, pascete il gregge di Dio che è tra di voi, sorvegliandolo non per obbligo, ma volontariosamente secondo Dio, non per vile guadagno, ma di buon animo, non come dominatori di quelli che vi sono stati affidati, ma come esempi del gregge. E quando apparirà il supremo pastore, riceverete la corona della gloria che non appassisce. Corona della gloria. Dio onorerà i pastori che avranno fatto un servizio santo per il Signore, senza vile guadagno, ma proprio con voglia di servire la Chiesa di Dio. Quarta corona. L'Apostolo Paolo dice in 1 Corinzi 9,25: chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa, e quelli lo fanno per ricevere una corona corruttibile, ma noi per una incorruttibile. A te che stai lottando, ascoltami bene con questa corona interessante, a te che stai lottando con un problema tuo personale, della tua carne, un'attitudine che forse stai lottando da tanto tempo, la parola di Dio ci dice che se tu lotti per arrivare al traguardo, il Signore ti darà una corona incorruttibile, una corona che tu porterai nell'eternità e della quale sarai grandemente orgoglioso. Ultima corona, Prima Tessalonicesi 2,19. Qual è infatti la nostra speranza e la nostra gioia, o la corona di cui siamo fieri? Non siete forse voi davanti al nostro Signore Gesù quando Egli verrà? C'è un'altra corona che è riservata a coloro che portano persone ai piedi di Cristo. Tu che stai pregando per una persona non credente, tu che stai evangelizzando, tu che stai lottando nella preghiera per portare qualcuno alla salvezza, il Signore ti darà la corona di una persona, di un'anima nella tua vita. Le nostre fatiche, cari miei, questo è il messaggio di queste corone, le nostre fatiche saranno ricompensate con l'onore che viene da Dio stesso. Tu prova a immaginare il momento dell'entrata nell'eternità. Quando il Signore dice, questo è biblico, no? Quando il Signore dice, entra nella gioia del tuo Signore. Ti ricordi quella parabola dei talenti? Entra nella gioia del tuo Signore. Sai che cosa farà il Signore in quel momento lì? Quando tu entrerai, ti dirai, ferma un attimo, c'è qualcosa in più per te. Aspetta, guardo nella mia lista. Ah sì, c'è la corona della gloria che io ti devo dare. E il Signore la metterà in testa a te e ti dirà, entra nella gloria del tuo Signore. Che meraviglia, gente. Non lottiamo per cose terrene, perché non conta. Se tu oggi ti devi umiliare per qualcosa, fallo, perché il Signore ti vuole onorare. A volte noi pensiamo che la vita sia tutta qua, vero? Lottare per i nostri diritti. E il Signore dice, lascia stare i tuoi diritti, perché io ho perso tutti i miei diritti, sono venuto qua sulla terra, mi sono umiliato, adesso però io sono sul trono. Ti ricordi quando Gesù ha detto, Padre, restituiscimi la gloria che io avevo prima di venire qua sulla terra? È questo che noi dobbiamo fare, lottare per delle corone incorruttibili. E ultima cosa che voglio dirti, guarda che cosa dice capitolo 5, da 1 a 5 di Apocalisse. Vidi nella destra di colui che sedeva sul trono un libro scritto dentro e fuori, sigillato con 7 sigilli. E vidi un angelo potente che gridava a gran voce, chi è degno di aprire il libro e di sciogliere i sigilli? Ma nessuno nel cielo, né sulla terra, né sotto la terra poteva aprire il libro né guardarlo. E io piangevo molto, perché non si era trovato nessuno che fosse degno di aprire il libro e guardarlo. Ma uno degli anziani mi disse, non piangere. Ecco, il leone della tribù di Giuda, la radice di Davide, ha vinto per aprire il libro e i suoi 7 sigilli. Poi vidi in mezzo al trono e le 4 creature viventi, in mezzo agli anziani, un agnello in piedi. La parola di Dio dice che lui era il leone della tribù di Giuda, ma quando Giovanni si gira per guardare questa creatura, tra virgolette, creatura, che cosa vede? Un agnello, una
un semplice agnello, che la persona è l'animale più mite, più mansueto, più obbediente della faccia di questa terra. Sai perché ti voglio dire questo? Perché a volte noi pensiamo che l'orgoglio risolva le cose su questa terra. Gesù è la rappresentazione di una persona totalmente umile, totalmente sottomessa, totalmente mite, che ha guadagnato la sua corona come re, è tornato nell'eternità ed è diventato il leone della tribù di Giuda. Sai che cosa devi fare quando ti tolgono i diritti? Devi dire grazie, perché questo sarà qualcosa in più aggiunto alla corona che mi devono dare nell'eternità. Non lottare per i tuoi diritti se non sono diritti plausibili. Lotta semplicemente perché i diritti di Dio vengono compiuti qua su questa terra. Cristo è venuto per fare tutta la volontà del Padre e da agnello è diventato un leone. In quella piccola culla lui ha cominciato a vivere, ha vissuto come un agnello, ha continuato a vivere come un agnello fino alla fine, si è sottomesso fino all'ultimo respiro, sulla croce ha detto è compiuto, ossia sono stato un agnello per tutta la vita, ma il Signore, il Padre, l'ha riportato nell'eternità e gli ha detto adesso tu regnerai su tutto l'universo. Se tu vuoi almeno regnare sulla tua vita, devi essere una persona come Cristo è stato. Cristo rappresenta la perdita di ogni diritto. Lui da un corpo in un corpo finito è venuto un Dio infinito. E questo ci deve far capire che noi dobbiamo essere almeno umili e mansueti come Lui è stato. Ci aspetta la gloria, ma dobbiamo guadagnarcela. Possiamo pregare e ricordarci quel piccolo bambino che è nato tanti anni fa in una condizione semplice. La sorella diceva prima, non c'era posto per lui. A volte non c'è posto per noi in questa vita, vero? A volte le cose funzionano in un modo completamente diverso da come noi le vogliamo. Ma il Signore dice, non preoccuparti, continua a lottare nella preghiera, continua a lottare vivendo la parola di Dio, continua a lottare predicando la parola di Dio, perché qualcosa sta cambiando nel mondo spirituale e quel bambino rappresenta la nostra vittoria, rappresenta la salvezza per l'umanità, rappresenta tutto quello che non è orgoglio. Gesù ha detto, imparate da me che sono umile e mansueto di cuore. Preghiamo. Nostro Dio, nostro Padre, ti ringraziamo e ti benediciamo, Padre, perché tanti anni fa, in quella grotta, in quella mangiatoia umile, semplice, non c'era posto in mezzo agli uomini. Ma tu, Signore, ci hai mostrato che la vera vita è vivere in comunione col Padre. Vogliamo, Signore, anche noi questa sera avvicinarci a quel trono di grazia e che le nostre vite, Signore, siano a tua disposizione perché tu possa nascere ogni giorno in noi e in tante persone che ancora non ti conoscono. Grazie, Signore, per questo momento di meditazione della tua parola e ti chiedo, Signore, che possiamo portarlo a casa impegnandoci, Signore, a onorarti ogni giorno di più nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amém? Ce l'hai Gesù nella tua vita? Che bello, no? Che tra poco staremo in questo trono e è prezioso vedere o luogo che Dio sta preparando per tutti noi. Amém, Chiesa? Momento adesso di offerta, momento di consacrazione. E è interessante che nella storia Dio ci ha donato. E adesso quando portiamo le decime, le offerte, è prezioso che possiamo fare questa donazione. Oggi è l'ultimo giorno, l'ultimo culto che questa famiglia di maialini qua staranno ricevendo le offerte per la Venezuela e per la Siria. Dopo dobbiamo aprire questi maialini, questa famiglia e prossima settimana ricominciamo
raccogliendo le offerte, perché l'opera missionaria non finisce. I bambini là in Venezuela, le donne e le vedove in Siria, che sono più di 300, continuano. E così noi continuiamo con questa offerta missionaria. Le decima su Gasofilazzi qua, e possiamo fare questo con gioia, perché ricordiamo la grande gioia che è stato Cristo Gesù, un grande regalo, perché Dio ci ha dato il suo unico figlio, dimostrazioni d'amore, e amare e donare. Facciamo questo, cantiamo, adoriamo, possiamo offrire, possiamo stare in piedi e possiamo muoversi un po' in questo momento, e questo riscalda tanto, e quanto è bello fare questo momento di raccolta con gioia e allegria. Cantiamo, adoriamo e possiamo fare questo momento di offerta con gioia al nostro Signore. Prezioso offrirti le decime, le offerte. Quanto è prezioso, Padre, portare qualcosa che tu ci hai donato a una opera, Padre, che i nostri occhi non vedono, ma sappiamo, Padre, che porterà tanto appoggio e sostegno agli altri. Grazie a questo momento dove possiamo offrire la nostra storia, la nostra vita a Te. Grazie, perché un momento di offerta non è solo risorse, ma è la nostra vita. E la nostra vita è in Te e è per Te. Ti ringraziamo, Padre. E benedici il tuo popolo, Padre, la generosità e la fedeltà.
Grazie, oh Padre, per questo privilegio che tu ci dona. Nel nome di Gesù. Amen, Signore. Mi sono dimenticato, se tu sei in casa, c'è un link lì. Se tu puoi fare un'offerta, vuoi dare un appoggio nell'opera missionaria, c'è un link con tutte le coordinate bancarie, può fare questa offerta. E sarà veramente meraviglioso questa esperienza di donare, ok? Ok, stiamo finendo o culto e come sempre facciamo in ogni Natale, noi prenderemo una candelina, staremo spegnendo tutta la luce qua e noi staremo in questo momento vivendo un culto di Natale, ricordando una canzone che si è diventata nella storia. Potete accomodarvi? Nella storia, una delle canzoni più conosciute del Natale. Così tu riceverai adesso una candelina e una persona comincerà a attaccare e accendere questa candelina e tu ripassa all'altra persona per dare un po' di luce a questa persona al tuo fianco. Una cosa che chiediamo, se tu hai un figlio sotto 12 anni, non dare questa candelina a lui, ok? O a lei. Perché fuoco con questo tessuto, con le sedie, può creare un problema, no? E per evitare questo è meglio che i tuoi figli non lo prendano, ok? Così tuo figlio ascolterà una piccola parola che è preziosa, no. E un no è prezioso. Così non lasciare che i bambini piccoli prendano una candelina con fuoco, ok? Così staremo solo per noi adulti. Così staremo distribuendo adesso e stiamo cantando questa canzone che si è diventata storica nel Natale in tutto il mondo. E staremo cantando e staremo finendo questo culto ricordando questo, ok? Tu che sei oggi con noi qua la prima, seconda volta, grazie della tua presenza, che Dio ti benedica e che possa sentire sempre questo grande amore di Dio, la grazia e la misericordia e ricordare questo grande dono. Io non so, Riccardo, puoi spegnere tutte le luci là, tu che conosci bene dove sono i tasti, ok? E possiamo spegnere le luci e già possiamo adesso vivere questa esperienza di Natale. Possiamo stare in piedi? Tu che già hai preso la candelina, puoi stare in piedi, anche il gruppo di qua, anche può prendere la candelina, potete avere in mano, no? Sì, penso di sì, ok? E che possiamo vivere questa esperienza con questo culto al nostro Dio. Adoriamo, cantiamo e possiamo sentire con questa luce che è Cristo Gesù nella nostra vita. Per favore, attaccate il microfono e la chitarra acustica. Astro del cielo, pargo divino, vita e l'ore
Bello vedere di qua tutte queste candeline. Sorin, riesci a girare di là la tua camera? Ce la fai? Non so se ogni tanto chiedo tante cose che non so se è possibile, no? Ma quanto è bello vedere queste immagini. E quelli che sono a casa possono vedere questa bella immagine. E che possiamo pregare adesso? E ringraziare. Nostro Padre, quanto è prezioso, quanto è bello ricordare una data come oggi, oh Padre, ricordare che la nostra salvezza è arrivata. Quanto è prezioso, Padre, quando vediamo queste candeline, la luce, e ricordare che Gesù è la luce. Noi che eravamo sulle tenebre, che noi che camminavamo sulle tenebre, noi che eravamo persi in un mondo senza speranza. Cristo Gesù è venuto, è la luce, e che ci porta, Padre, a questo trono, un trono di grazie, dove c'è la misericordia, un trono, Padre, dove c'è il potere. Questo agnello che è quello che è sovrano, che regna, è Cristo Gesù. Io ti ringrazio, Padre, perché Cristo Gesù fa parte della mia vita, perché Cristo Gesù fa parte della storia della vita di ogni persona che hanno accettato a te, della tua Chiesa. Benedici, oh Padre, il tuo popolo, benedici la tua Chiesa. Risveglia il tuo popolo, la tua Chiesa, Padre, a proclamare Cristo Gesù come luce del mondo. Grazie, oh Padre, perché abbiamo l'eternità adesso davanti a noi, perché la salvezza è arrivata, è in Cristo Gesù. Ti ringrazio, Padre, perché tramite il ravvedimento nostro possiamo gustare di questa preziosa salvezza e vivere l'eternità insieme a te per sempre. Nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém. Que Dio vi benedica. So che non possiamo dare un abbraccio, ma possiamo fare un sguardo alle persone intorno a noi e dire un buon Natale e che Cristo veramente sia Signore sovrano nella tua vita. Ma se è della tua famiglia, puoi soffiare questa candelina e dare un abbraccio nel tuo marito, nella tua moglie, nei tuoi genitori, nei tuoi figli e dire un buon Natale e che Dio sempre ti benedica tanto. A tutti noi un buon Natale. Amém, Chiesa. Que
vorrei solo ricordare che l'uscita oggi è da quella parte, non di qua, di là.